C'è tutto su un lampo, 20 secondi. È ancora scosso Patrizio Bianco, è tornato al lavoro ma la paura rimane forte. Il solo ricordo di quei momenti mette agitazione e rabbia. Dai banditi nemmeno una parola, solo la canna della pistola puntata addosso e poi la violenza improvvisa. Non c'è stato il tempo di rendersi conto di cosa stava accadendo. Per il titolare della stazione di servizio No Aloy, Sandona di Piave, la paura si è materializzata in pochi istanti e a nulla è valsa l'esperienza poco invidiabile di aver subito già in precedenza altri colpi. Aveva appena chiuso il distributore e stava uscendo dal retro, in spalla allo zainetto con l'incasso della giornata, circa 15.000 euro, un'altra dipendente poco distante. È anche per questo che i malviventi hanno agito in silenzio come dei professionisti senza che la vittima potesse urlare. Avevo già chiuso. Sono andato a chiudere questa porta qua. Ho fatto per avviarmi alla macchina e mi... Di fronte si è trovato due banditi, volto travisato, pistola in pugno, aggressione immediata, primo colpo con il calcio della pistola in faccia, il secondo alla nuca. Il dolore lancinante ha fatto cadere a terra l'uomo mentre i banditi gli hanno strappato lo zainetto con il denaro. Poi la fuga a bordo di una Golf poco distante dove l'attendeva un terzo complice. Erano arrivati con la vettura senza farsi sentire, probabilmente a fari spenti nel buio, e avevano studiato nei minimi dettagli il colpo. Nonostante le ferite, il titolare è riuscito a dare l'allarme. È stato medicato poco dopo. I carabinieri indagano sul colpo. Rapina e i danni delle stazioni di servizio che nell'ultimo anno si sono moltiplicate, soprattutto nella zona del Basso Piave. Bersagli facili, incassi consistenti e vie di fuga immediata, data la vicinanza con le grandi arterie stradali. Per Patrizio Bianco la terza terribile esperienza. Difficile andare avanti così, difficile non lasciarsi andare alla rabbia. Cosa bisognerebbe fare secondo lei? Colparli tutti.